voce del campo. Ah, la voce del campo. No, io guarda, amici mi dai. Noi siamo da questa parte. Buonasera, benvenuti al centro sportivo al campo comunale Concador di Monreale, benvenuti da Filippo Longi al primo appuntamento di questa settimana sui nostri canali delle TV Voce del Campo. Benvenuti a Cus Palermo contro Ciaculli, partita valida per la giornata numero 19 del campionato di giovanissimi Under 14. Dobbiamo invertire a sinistra i colori delle squadre, che in maglia nera scendono i ragazzi del Cus, in maglia rossa entrano in campo i giocatori del Ciaculli, formazione in trasferta oggi qui al Comunale Concador di Monreale, dicevo primo appuntamento della settimana sui nostri canali, a seguire domani sulla Voce del Campo, quindi l'altro canale ci sarà il giovanissimo Elite dell'Accademia di Palermo, a seguire alle 14:30 Atena Concador Monreale per la seconda categoria. Successivamente ci sentiremo con l'ultimo appuntamento di questo fine settimana, anche allungato, nella partita del lunedì di Juniores Regionale Under 19, Cus Palermo contro Don Carlo Misilmeri, quindi appuntamento imperdibile, gare pesanti questo fine settimana. Stiamo entrando gli ultimi colpi, le ultime battute di questo campionato, di questa stagione, che ha visto veramente tanto spettacolo qui dai nostri schermi. Sono sempre contento delle vostre opinioni nei confronti dei miei servizi e del mio operato. Ora siamo grossi. Siamo alla fine di questa stagione, in attesa di una prossima. Ancora però siamo ancora troppo presto per fare i conti, manca qualche settimana. Poi ci concederemo un po' di riposo dai campionati federali, dalla regular season, poi vedremo chi andrà eventuali playoff. Questo è il campionato, questa è la categoria. Comunque tra playoff e tornei estivi noi ci prenderemo una pausa per risentirci già a settembre con tante nuove novità, sempre per la Voce del Campo, ma non ci resta altro che entrare ufficialmente in partita. Ripeto, Cus Palermo squadra di casa in maglia nera, Ciaculli in maglia rossa. Prima palla che sarà per il giocatore ospite del Ciaculli. Schierano in campo già giocatori di entrambe le squadre, pronti per il calcio d'inizio. Si può ufficialmente iniziare, cominciamo circa puntuali con 5 minuti di ritardo sul calcio d'inizio, ma in linea, in norma rispetto agli orari abituali. Eccolo che arriva il fischio d'inizio, saranno 2 tempi da 35, come già ormai conosciamo bene per questa categoria, per categorie giovanissimi per quest'anno, per questi ragazzi anche per l'anno prossimo, che saranno con l'Under 15, saranno 2 tempi da 35 minuti, quindi per un totale di 70 più recupero. Entrare ufficialmente in campo, rimessa con le mani per i giocatori del Ciaculli, con la palla che torna subito per il Cus, che vuole un lancio in avanti sulla verticale, è troppo lungo, non può arrivare nessuno degli attaccanti del Cus, non può arrivare qui in questo caso Gabriela Colla. La palla torna comodamente tra le braccia di Barrale, che lancia lungo mentre cerca di inseguire e tenerli in campo il giocatore numero 15 Emanuele Clesi. Sarà rimessa laterale in favore del Ciaculli qui sotto i nostri schermi. Come di consuetudo per questa stagione, in cui abbiamo avuto settimane ricche di impegni e una no, quindi sempre all'alternanza, continua anche per questo fine settimana, quanto copriamo maggiormente le partite casalinghe delle squadre, le trasferte le seguiamo raramente, soltanto, anzi a dire la verità, con il gruppo della Concador Monreale, con la seconda categoria, sempre però sull'altro canale Voce del Campo. Vedremo se di qui alla prossima stagione potremo unificare questi due canali, così da evitare la confusione. Fatto sta che continuiamo qui in campo a lottare per il possesso. L'ultimo tocco è stato Nera, rimesso con le mani, che sta per il Ciaculli che va a lungolinea. Quella che scappa alle spalle, cerca di entrare in campo Pollara, poi evita, manda fuori, preferisce allontanarla e rimessa tra l'avversaria. Barrale gioca bene avanti, palla per il Cus che allontana, vorrebbe andare in avanti, la Colla cerca la palla in avanti verso la corsa di suoi attaccanti, ancora si lotta per il possesso, resta conteso il possesso, vorrebbe tenerla lì, la Colla lascia passare per la corsa del compagno, e quindi occasione, prima iniziativa in avanti del Cus che cerca di affacciarsi con Corradino, si defila un po', Corradino vorrebbe l'area di rigore, trova però soltanto la presa sicura
dell'estremo difensore del Ciaculli. Blocca Costanzo. Già era fuori, quindi rinvio al fondo con il Ciaculli che l'ha ritrovato ai piedi. Alla contesa il Ciaculli riconquista la palla 3/4 tornando dietro, vorrebbe evitare di rischiare anche se con qualche tocco di troppo su questo lato di sinistra. Palla persa, resta lì contesa, lancia lungo, resta ancora in campo con il settore Ciaculli che la tiene tra i suoi piedi dopo un buon controllo. Avremo un po' di tempo per prendere confidenza con i ragazzi. Tra 5 minuti siamo ufficialmente al 100% della partita. Palla arrivata in avanti da Di Maio, vorrebbe lottare lui, la palla è buona per il giocatore qui sotto in che effettua lo scarico dietro. Pollara vorrebbe andare lungolino, arriva la palla alla colla, resta ancora vacante la colla in mezzo, gioca dal suo compagno il numero 3, la palla rimbalza in avanti dopo il tocco un po' fuori misura di Dorian San Martino. Si ricomincia con il posto che ritorna sempre qui sotto i nostri schermi, sotto l'ultimo tocco è stato di Tommaso Di Maio, è rimessa la che sarà per il Ciaculli. Pollara non arriva, palla che schizza dietro, deve completare il disimpegno il suo compagno di reparto. Pollara non riesce a tenerla in campo, palla che termina fuori dal campo, fuori dalla struttura, sarà rimessa totale per il Ciaculli. Barrale, qualche metro oltre la metà campo, riesce ad andare lungolina, palla che torna nuovamente alla formazione ospite del Ciaculli che cerca di andare da riferimento offensivo in avanti, non trovando però nessuno dei suoi, una palla che resta contro l'inserimento, buono con l'esterno, cerca di andare in porta, ha cercato la conclusione qui al volo di prima intenzione Andrea La Barbera, termina per mandarla larga, sono conclusione un po' svirgolata ma era ottima l'idea di andare dritta in porta al volo di prima intenzione, per fare anche un po' cercare l'effetto sorpresa ai danni del portiere avversario. Non viene qui coinvolto Vincenzo Barona, una conclusione che termina larga ma buona l'idea dell'attaccante del Ciaculli. Sta rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Cus che batte fuori dall'area piccola, l'area di rigore. Comunque l'arbitro lascia proseguire il gioco mantenendo la linea avanti per il Ciaculli. Ricordo intanto che entrambe le squadre, come descritto nella descrizione di questa diretta, non fanno classifica, sono fuori classifica in quanto posseggono già il titolo di elite per la categoria di giovanissimi, quindi entrambe fuori classifica, potranno giocare senza il peso del dover fare risultato. La stagione è tutta richiesta, occhio al tiro da fuori e trova il super gol qui, si sblocca subito la partita, il Ciaculli va in avanti col gol che vale l'1-0 al quinto minuto di gara, un grandissimo gol dalla distanza di prima intenzione, quello che viene a risultare sotto i nostri schermi, sotto gli spalti, con tanto di dedica dritto verso la tribuna. Arriva il gol del Ciaculli, gol dell'1-0, ha segnato il giocatore maglia numero 3, a sorpresa, visto dal rinvio dal fondo, è seguito male dal Cus Palermo, segna Matteo Mangano, segna il gol che vale l'1-0 per il Ciaculli quando siamo al quinto minuto di gara, sblocca così la partita, 1-0 dopo 5 minuti, il gol di Matteo Mangano in maglia numero 3 per il Ciaculli, partita che va subito in salita per il Cus Palermo, non è riuscito qui a contenere, a neutralizzare il tiro dalla distanza di Mangano, che il portiere Vincenzo Barona c'è da dire che era molto complicato a rispondere a questa conclusione. Scavalcato Barone, sarà calcio di punizione per il Cus dopo che parte uno stato di un gol sotto. Una 1-0 Ciaculli dopo 5 minuti. Lancio verso l'area di rigore, arriva in qualche modo a destinazione dal 9 ma non riesce a tenerla buona così il Cus. Ha cercato un tiro che termina alto, non trova la porta in questa occasione Giuseppe Palumba, la conclusione termina larga e il rinvio dal fondo, rinvio al portiere per il Ciaculli. È lungo il lancio sul lato, deviazione nera, resta ancora contesa. Mangano, giocatore che fin qui la decide, Palumbo lo porta fuori, l'ultimo tocco è stato proprio di Mangano, rimessa con le mani che sarà per il Cus Palermo. E infatti è rimessa dal Cus Palermo, dovrà rettificare qui la battuta del direttore di gara. Resta lungolinea, vorrebbe la corsa di Visconti, non arriva in questa occasione a prendere, resta ancora contesa, Palumbo prova ad alzarla e quindi Visconti contro il 18, resta ancora lì un po' di confusione per il possesso, l'ultimo tocco è stato proprio di Visconti, rimbalza la palla sul giocatore e rinvio al fondo che sarà comodo per il Ciaculli.
Pollara gioca in mezzo, palla orizzontale, ma arriva comunque a destinazione dalle parti di San Martino. Dorian San Martino, lotta insegue, porta di palla, arriva pure Palumbo, scivolata, lotta provando a innescare la corsa di Visconti. Bella che resta comoda per il Ciaculli, ma non troppo, deve uscire, deve arrivare prima dell'attaccante avversario, riesce a ribattere a mandare in avanti senza ulteriori problematiche qui. Portiere del Ciaculli riesce a allontanare e mandarla via. In questo caso Salvatore Costanzo, prima dell'arrivo di La Colla. Visconti, ancora la palla resta dalle sue parti, vorrebbe ritrovare a farla sua. Cus Palermo contro l'incerto, deve rimediare Pollara, spazza più che può verso l'area di rigore, continua la pressione Cus Palermo nel tentativo di andarla a ritrovare tra i suoi piedi. Pollara non dei compagni dagli avversari, però palla dal 5, allarga tutto a destra sul lato di Mangono che va di prima in avanti, poi nel Ciaculli che cerca di affacciarsi ancora in avanti per provare a rendersi pericoloso e cercare addirittura di fare il 2-0 in questi primi minuti. La ritrova però così il Cus con Palumbo, danza sul pallone e torna dietro. Invita Mister Armani a tornare dietro, preferisce invece un lancio in avanti, non viene ascoltato in questo caso l'allenatore. Occhio, vedremo qual è stato lo sviluppo su questa ripartenza. Pollara porterà il suo compagno, Pollara allarga Di Maio di prima, non c'è nessuno che arriva su questa palla, non si intendono forse tra i due compagni di reparto, di comunicazione che fa ripartire in contropiede così il Ciaculli, intervento in scivolata giudicato regolare da parte di Carlo Spilletteri. Tutto regola secondo l'arbitro, lascia proseguire il gioco, la palla che torna ancora per il Ciaculli che vorrebbe andare in avanti in questa occasione con la serie di scambi tra il 4 e il 19, non riesce ad arrivare al doppio passaggio, al doppio scambio Monel Tranchina, la palla viene spazzata, mandata via in rimessa con le mani per il Ciaculli. Rimessa lungolinea comoda per il Cus, ha spazio per tempo per gestire, non forzare l'azione, ma mandare avanti buono il controllo di Visconti che cerca di girarsi, lo fa bene, Visconti può correre, sale pure il compagno, Visconti ancora, punta alla porta, Visconti cerca di centrarsi, palla che arriva alla colla, la palla è soluzione dubbio, si continua a giocare con Visconti che va in porta, trovando la parata, l'intervento certo impresa dell'estremo difensore avversario, riesce a bloccare, a farla su senza ulteriori problematiche Salvatore Costanzo, a neutralizzare la conclusione di Visconti su un contropiede delle Cus Palermo. Salva Costanzo, ora occhio, vorrebbe rendersi ancora pericoloso il Cus, lo fa con Corradino, scambia con la Colla, Corradino con la sola prova andare sul lato di sinistra, viene fermata ancora, buono intervento e sarà contropiede dal lato di destra, cerca di lanciarsi il 7, apre le braccia il difensore su di Sena, 2 di sopra, va giù, la palla termina fuori dopo l'ultimo tocco delle Cus Palermo. L'ultimo a toccare è stato Federico, è rimessa laterale per il Ciaculli quando siamo già arrivati al 10° minuto di gara. I primi 10 minuti di partita sono andati, tutto perché è cambiato proprio 5 minuti fa sulla rete della distanza di Mangono che fin qui decide il gol che vale l'1-0 momentaneo per il Ciaculli. Qualche secondo per battere questa rimessa laterale. Momentaneamente gioco fermo, c'è Costanzo che lascia le scarpe dall'allenatore, estremo difensore del Ciaculli. Si può riprendere ora. Rimessa lungolina, non arriva al 7, non arriva in questo caso Lungolina a prenderla a Cristiana Corte, la palla resta a dubbio, un giocatore a terra, non c'è fallo, si continua a giocare, l'arbitro indica semplicemente l'ultimo tocco delle Ciaculli, assegnando una semplice rimessa laterale per il Cus sotto gli occhi di Mister Armani, davanti la panchina dei padroni di casa. La Colla tocca, non la tiene, rimessa laterale che sarà per il Ciaculli. Si gioca spesso e frequentemente sul lato opposto ai nostri schermi, fin qui sembra essere la fascia di gioco, la fascia di partita preferita, quella lunga lato di sinistra, ma occhio cambio gioco qui davanti a noi, Di Maio, Tommaso Di Maio, il gioco di gamba di Di Maio, passa bene sulla versa, Di Maio ancora, vorrebbe mettere il cross dentro, viene deviato, non c'è niente, deve allontanare dal Ciaculli, lo farà, vedremo se con un lancio, con una giocata palla al piede, prova ad uscire palla al piede, viene chiuso, un buon intervento sulla palla, però regolare, sarà semplice rimessa laterale per il Ciaculli che gioca a lungolina. Pollara contiene
l'avversario davanti a sé, ma la perde. Ripartenza per il Ciaculli, cerca di andare sotto di sinistra, cerca di sganciarsi il difensore su di lui, non riesce a trovare però l'area di rigore ai compagni in questa occasione su questo lancio dalla lato di sinistra. In questo caso Nicolo D'Amico, la palla termina con il traversone che termina largo oltre alla linea di fondo e sarà semplice arrivare al portiere che trova ancora qualche difficoltà nell'uscire da lì, come dalla situazione da cui è nato il gol che vale fin qui 1-0. Cerca di sgassare la Corte, gioca in mezzo, scarico servito dal 4, ancora D'Amico, la palla è sua, la palla è del 4, D'Amico vorrebbe giocare in mezzo, palla un po' orizzontale, può sganciarsi, Corradino lo fa bene, non arriva a tenerla Dorian San Martino. Palla allontanata, ancora Visconti, è lontano dalla posizione del pallone, allontana via per evitare però i dubbi, evitare di rischiare. Mattia D'Alia, sarà rimessa laterale per il CUS Palermo. Cerca di salire Ciaculli, non riesce in questa occasione, resta ancora la palla contesa in mezzo al campo, quasi alla metà campo qui davanti di fronte ai nostri schermi. La palla deve tornare assolutamente dal portiere, lo fa bene Barone, preferisce uscire, poteva anche bloccare per rallentare un po' l'avanzata avversaria. Ancora la palla resta contesa, allontanata via, la ritrova il Ciaculli che gioca e cambia sul lato di destra, palla dal 5, palla verso le zone di Federico. Ultima direzione per Satanera, sarà rossa secondo l'arbitro, ultimo tocco a stato rossa per la formazione ospite e assegna una rimessa laterale per il CUS Palermo. Era lì a pochi passi, l'aveva vista meglio rispetto alla nostra posizione. E resta pure ancora contesa, c'è difficoltà fin qui nell'imporsi. Il gol è nato da una giocata individuale, una giocata veramente di alta tecnica, della distanza, di prima intenzione verso la porta. Fin qui si resta ancora 1-0 per il Ciaculli, si è un po' fatto di sala con le squadre che stanno un po' studiando in questo avvio di gara. Fatto sta che nonostante la partita ancora tutta in fase di studio, è 1-0 per il Ciaculli. Dopo 5 minuti di partita hanno trovato il tiro a fuori, palla messa dentro, larga, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere, non c'è deviazione del CUS, rinvio dal fondo per il CUS Palermo, per i padroni di casa. Pronto al lancio, cerca di uscire fuori l'area di rigore, arriva Visconti, spalla alla porta, la colla si propone, Visconti cambia a sinistra, vuole fare correre uno tra Palumbo e la colla, non arriva nel 10 nell'11, sarà semplice rimessa laterale per il Ciaculli. Primo quarto d'ora di gara che va, 15esimo esatto sul cronometro, 0-1 fin qui per il Ciaculli. Quando siamo già oltre il primo quarto d'ora, mancano 20 minuti al termine del primo tempo regolamentare, fin qui nessuna perdita di tempo, ma chiaramente siamo ancora all'alba di questa partita, con il Ciaculli che resta avanti di 1 dopo il gol di Mangano. Barone lancia oltre la metà campo, la colla riesce a domesticare per Palumbo che vuole fare correre di prima, forse un po' forte, ma arriva comunque l'inserimento di attaccanti, ma viene protetto questo pallone con il portiere che riesce a mandarla via. Costanzo spazza sul lato, rimessa con le mani che sarà per Pollara, però l'arbitro ferma il gioco, c'è un giocatore a terra, resta momentaneamente a terra Jacopo Mazzola, il capitano delle Ciaculli, si sta riprendendo ora sotto gli occhi dell'arbitro. Vai Jacopo! Vai Jacopo! Si riprende Mazzola, un po' zoppicante, non abbiamo visto la dinamica verso uno scontro, comunque chiama ancora a rallentare il gioco, a rallentare la ripresa del gioco, mentre viene richiesto l'intervento in campo della panchina del Ciaculli. Sono incazzata io per figurati il ragazzino. Cinque, ma tu lo fa fare. Bravo, così, bravo. Resta tra lei per il CUS già battuta, Di Maio non trova la giocata col tacco, prova a metterla dentro la rigore, palla che resta ancora lì, con Visconti si fa spazio, Visconti circonda la maglia rossa, finisce per perderla, prova a spazzare, direzione e la palla torna ancora a tre piedi del Ciaculli, con il CUS che spazza, ritorna in avanti, mette pressione alla colla, mette pressione pure Di Maio, l'ultimo tocco è stato di maglia rossa, rimessa tale qui davanti ai nostri schermi per Pollara. Di Maio
gioca corto, ultimo tocco del difensore del Ceculli. Pollara, non trova nessuno lungo linea, e in avanti, riparte manda in avanti, entrambi però rimbalzati qui, beffati al rimbalzo del pallone, vorrebbe tenerla lì Visconti, ultimo tocco vede, ultima deviazione di Visconti proprio, come dice l'amico del direttore di gara, che segna rimessa con le mani in favore del Ceculli. Altra rimessa con le mani ospite, tocca per l'ultimo Pollara. Clesi, lungo linea, vorrebbe andare dalle parti da Barbera, ancora Pollara, rinviare, resiste a lottare in quella zona. La volta cambierà chi andrà a battere l'8 e gioca lungo ancora a cercare la Barbera, tocca Clesi. La colla vuole fare correre Visconti, non arriva qui Visconti, palla che termina fuori, rimessa laterale in favore del Cus Palermo. Pollara, Di Maio corto non può essere servito, la colla, Pollara cerca di tornare sempre su quel lato, palla che arriva a Tommaso Di Maio. Di Maio vorrebbe l'area di rigore, svirgola un po', impatta non come desiderava, c'è la presa sicura di Costanzo che la fa sua. Non ci davanti, la colla non arriva però il set, arriva a prendere Tommaso Di Maio. Di Maio vuole sgasare, lancia sul lato Di Maio, ancora destro Taversone, bene sul secondo per l'inserimento degli attaccanti. Costanzo lontana con i pugni, la gara sta lì, la colla, la tele piedi, la colla si gira destro in avanti verso la porta, c'è una deviazione avversaria, c'è un'ottima qui chiusura, la deviazione di Chris La Corte, che riesce a mandare insieme a tutto il suo difensore via, in rimessa con le mani per il Cus Palermo, che cerca di pareggiare quando siamo già al 19esimo di questa partita. Siamo oltre il primo tempo di gara, oltre la metà del primo tempo di gara, perdonatemi. Vittoria ancora di 1-0 dopo la di Mangano per il Ceculli. La colla prolunga per Di Maio, Di Maio va giù, cerca un contatto, non c'è per l'arbitro, lascia proseguire il gioco, resta a terra Tommaso Di Maio. Pollara vorrebbe girarsi, viene chiuso, ancora regolare tutto per l'arbitro, al contropiede Ceculli, cerca di ripartire, resta lì, bene qui la chiusura di Corradino che ne salta due, Corradino se ne libera, Pollara resta ancora a terra però Di Maio all'interno dell'area di rigore, l'arbitro ferma il gioco per andare a verificare le condizioni del ragazzo a terra, resta a terra Tommaso Di Maio, mentre entra la panchina del Cus Palermo, mentre il signor Visconti per verificare le condizioni del suo giocatore. Ancora a terra Di Maio, c'è pure Mister Armani in campo. 20esimo di gara esatto, 15 minuti al termine del tempo regolamentare, ultimo quarto d'ora di questo primo tempo, 0-1 Ceculli fin qui. Marco, tu è la mia. Piano, Ale. Vieni. Si rialza Di Maio, cenno di intesa, di sportività con l'estremo difensore avversario, con Costanzo. La palla però tornerà per il Cus Palermo, come ci siamo lasciati qualche minuto fa, circa un minuto fa esatto. Quanto si fermò del tempo al 20esimo, siamo al 21. Pollara la riconsegna intanto al Ceculli in segno di sportività. Salvatore Costanzo va lungo oltre la metà campo, Pollara riesce a aprire bene sull'esterno, Di Maio dopo la botta ora si gira, vorrebbe girarsi anche con la palla al piede, lo fa bene, continua il duello contro l'avversario, l'ultimo tocco sempre stato dopo di Maio, rimessa laterale, funziona bene quel contrasto scivolato delle 15 delle Ceculli. Rimessa lungolinea, Pollara a lottare contro il 9, la Barbera contro Pollara, va fuori tempo Pollara, va a mettere per una pezza Gabriele Birriolo a chiudere il contrasto sul giocatore avversario, corre sul lato, sarà rimessa con le mani per i Ceculli. Ha avuto Pollara,
Resta ancora con te il possesso in area di rigore. L'ultimo tocco resta ancora per il Cus. È rimessa con le mani per il Ciaculli di conseguenza. Palla spazzata non del tutto, Svirgola un po', resta lì. Corradino, ben fatto al rimbalzo, deve dare una mano pure Di Maio che spazza, vuole fare correre Visconti, potrebbe arrivarci. Ok a Visconti a insidiare il gioco dell'avversario, vorrebbe però mantenere lì, cerca un'attivazione che non trova, resta ancora lungo linea. Di Maio controlla, ma la palla gira uscita secondo l'arbitro, era già uscita dopo l'ultimo tocco rosso. È rimessa la tale che sarà per il Cus Palermo. Pollara cerca la colla, Di Maio in qualche modo trova la colla. La quale invece trova la direzione avversaria, quindi sarà calcio d'angolo. Occasione della bandierina di destra per il Cus Palermo. Calcio d'angolo che sarà per i padroni di casa. Batta Di Maio. Di Maio col destro. Vorrebbe andare fuori, e uscire, arriva delle parti la colla che c'è il continuo, non arriva però verso la porta di Costanzo, palla che viene spazzata ma resta ancora lì, Dobbia qui davanti ai nostri schermi, solito duello sul lato, ultimo tocco rosso, rimessa la tale che sarà per il Cus. In qualche secondo intanto Pollara gioca dalla colla, scambio con Pollara. Vorrebbe andare dentro, arriva a destinazione lì dove c'è Visconti che serve lo scarico, l'appoggio dietro il suo giocatore maglia numero 8. Palumbo la perde però, occhio al contropiede, occhio alla ripartenza del Ciaculli che potrebbe arrivare, preferisce però non forzare, riflettono ancora con la palla tra i piedi, ma ritorna, riconquista ancora il Cus, rimessa laterale Cus Palermo. Restiamo qui, Di Maio prova a disturbare, la palla che arriva in area di rigore, resta ancora lì, viene mandata via dopo una doppia deviazione su due interpreti in maglia rossa. Palla che resta ancora doppia, lotta il 15, resta lì in avanti oltre a metà campo, deve sganciarsi, palla che resta ancora contesa in maglia nera, sembra essere così. Clessi gioca in avanti, non c'è nessuno che può prenderla, palla veramente riconsegnata però al Ciaculli che vorrebbe insistere. 10 alla fine del primo tempo, intervento regolare, questa è scivolata secondo il direttore di gara da parte di Birriolo. Ora c'è il contropiede, c'è la ripartenza, Visconti la tiene in campo bene, ottimo il controllo Visconti, terza Visconti cerca di mantenerla su e di lavorare questo pallone, è difficile però mantenerla vista quella posizione di campo prossima alla linea laterale. Tocca a lui per ultimo, rimessa con le mani che sarà per il Ciaculli a 10 dalla fine del primo tempo regolamentare, più eventuale recupero quando l'arbitro dovesse assegnare minuti extra. Qui non c'è state parecchie perdite di tempo, dopo un minuto forse interruzione lo scontro con Di Maio e gli avversari di rigore. Di Maio, eccolo qui, cerca l'area di rigore, cerca di andare dalle parti di Visconti che fa sportellate con i uomini alle spalle. Palla tolta, prolungata ancora, se la trova lì in qualche modo Dorian San Martino, mentre la difende con il corpo in tutti i modi che può, lo fa sempre al limite regolare il giocatore numero 5 Federico Girolamo. E rinvio dal fondo, ha coperto benissimo Federico sull'arrivo di San Martino alle spalle, mentre Mister Armani ha qualcosa da dire all'arbitro, vedremo se arriverà un chiarimento 3-2, intanto viene invitato a tornare sulla tecnica. Palla che scorre lungo linea, oltre la linea laterale, rimessa con le mani che sarà per il Cus Palermo. È perché non viene agli allenamenti, si sfoga. Delle cose sbagliate che Ma non fa un caso nemmeno all'allenamento, vedi che si Cerca di tenere così le Cus che gioca in avanti, non trova la giocata in questa occasione la colla. Arriva Debora, la palla dalle parti di Costanzo che blocca, ora riflette su dove andare, va a lungo alla ricerca del lato di destra, palla un po' complicata forse da tenere in campo, ci riesce però bene il Satarelle, c'è quelli che passa con la giocata ma viene portato giù, c'è fallo commesso in questo caso da Federico. Mandò fuori tempo dopo un buon dribbling, dopo un'ottima giocata di Cristian Lacorte, fallo e calcio di punizione che sarà per il Ciaculli.
Calcio di posizione Ciaculli, dalla posizione prossima alla metà campo. Ora è lungo il lancio, a cercare l'area di rigore, riesce a rispondere bene qui la difesa delle Cussi con Piletteri che manda sul lato, non può evitare ancora la rimessa laterale Federico, rimessa con le mani per il Ciaculli, sul lato più lontano dai nostri schermi, forse lì dove c'è quasi la bandierina del calcio d'angolo. Rimessa con le mani che sarà per il Ciaculli. Federico disponibile per lo scarico, Federico Girolamo, sono due Federico in campo, uno per il Ciaculli e uno per il Cus, il Federico del Cus Palermo. E maglia numero 8, Federico del Ciaculli, maglia numero 5, palla che resta lì nella tre quarti del Cus, Visconti deve uscirla, tocco de volte servendo poi il compagno per la corsa di Corradino. C'è Palombo suoto di sinistra, non può essere servito, palla che tornerà ancora al Ciaculli. La Corte cerca di inventare la giocata, la Corte contro San Martino, palla che resta lì, la ritrova Doran San Martino, riesce a riscappare qui la Corte, va in scivolata ma regolare per l'arbitro calcio per seguire il gioco. Palumbo in pressione, ancora Palumbo, tocca, apre dalla colla, resta ancora a terra per il giocatore del Ciaculli. La rimessa con le mani sarà proprio per i giocatori in trasferta, ma resta ancora a terra proprio la Corte. Se ne accorgerà l'arbitro, va a verificare la condizione di Cristian Lacorte, il 7 del Ciaculli ancora a terra. Dolorante dopo lo scontro con Dorian San Martino, in maglia numero 3 del Cus. Il nonnino entra, bravo nonnino! Ma fai dietreggiare Si torna in gioco, rimessa da tra le Ciaculli quando siamo alla mezz'ora di gara, la prima mezz'ora di gara che va 30 sul cronometro, 5 alla fine del tempo regolamentare. Occhio, Clesi la ritrova, torna vagante al limite di gara, palla per il Cus Palermo. Di Maio, si apre Visconti, forse non può servire ancora, Di Maio salta l'uomo, salta pure il secondo, poi riesce a trovare bene la giocata da Corradino, accompagna pure San Martino, poi dal 5 al 3. Il serie di interesse, arriva Palumbo, vuole fare correre la colla, che veloce può arrivare la colla, bene la colla, Visconti attaccare di rigore, la colla se la porta sul piede forte, cerca di andare col destro attraverso in mezzo, c'è un'ottima chiusura del giocatore numero 2 del Ciaculli che vorrebbe partire in campo aperto, viene fermato all'interno scivolata in attesa di Birriolo, occhio palla fuori visto di Birriolo, Di Maio disturba il portatore, ancora 3-2, trattenuta Visconti, portano giù, c'è fallo, giusto qui corretta la chiamata dell'arbitro plateale, il calcio di punizione per un fallo commesso dal giocatore numero 19 Monel Tranchina, commesso fallo Tranchina ai danni di Visconti, calcio di punizione che sarà per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus. Corradino sistema il pallone, Federico resta lì come candidato alla battuta, sembra proprio battere Federico del Cus Palermo, mentre Corradino si allontana. 2 in barriera richiesti da Costanzo, potrebbe arrivare pure il terzo, invece non arriva, solo 2 restano in barriera. Fischia l'arbitro, Federico col destro cerca di andare direttamente in porta, conclusione alta senza impensierire Costanzo, si ritorna semplicemente, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Ciaculli. Fermalo. Occhio! Rinvio al fondo corto in maniera errata. In effetti ha battuto subito senza il tocco delle portiere, l'arbitro fa ripetere il rinvio dal fondo. Fa ripetere il rinvio dal fondo
il direttore di gara. Questo però qua parliamo di errore tecnico, perché in casi di errata esecuzione del rinvio al fondo dovrebbe essere previsto un calcio di punizione indiretto dalla posizione del rinvio. E non voglio sbagliare. Rimessa laterale Ciaculli, mentre resta ancora qualche incertezza sul precedente rinvio al fondo dei giocatori ospiti. Proseguiamo ancora, lasciamo proseguire il gioco. Cus Palermo 0, Ciaculli 1, 2 minuti al 35esimo. Palla messa davanti, Di Maio vuole Visconti, non mi è servito la colla anche se la desiderava, vediamo se può andare ora. C'è un'ottima uscita qua da parte del numero 8 delle Ciaculli. Ora ripartenza, vorrebbe andare davanti, cerca chi servire, apre bene sul lato di destra, sgancia bene Federico Balagattore, ancora vacante, mancano. Ci ha preso l'abito e ci ha preso gusto. Va in porto, occhio alla confusione, non si intendono i difensori del Cus Palermo, non si intendono Barone con le sue centrali di difesa. Sarà rinvio al fondo sul territorio di gara, che ha visto un ultimo tocco rosso e non del Cus Palermo. Sarà rinvio al portiere per il Cus, Baribato di casa, 1:30 alla fine. Rinvio al fondo Cus. Occhio, errore in fase d'uscita, cercato un tiro da fuori, la corte è troppo su Barone, riesce a farla sua, riesce a bloccarla Vincenzo Barone. Lungo il lancio, la colla non arriva, c'è un ottimo anticipo di testa sulla riva dell'attaccante avversario da parte di Barale, palla che torna lì dal portiere, palla che si ritorna nuovamente da Barone. La colla cerca di attuare la palla complicata, riesce poi a allargare verso Di Maio, un po' lunga, non arriva Tommaso Di Maio. Rimessa la telecastella per il Ciaculli. C'è Clesi disponibile per la giocata, mentre la tiene Barrale. Lungo nella Barrale, vorrebbe la Barbera. Si gira la Barbera, Corradino trattenuto, portalo giù, non Celedi si continua a giocare. Cerca la buona palla in avanti, non trova nessuno in questa occasione Tranchina. Palla che termina larga, arriva dal fondo. Sembra il portiere che sarà per Barone. Occhio, altro errore in fase di uscita, non riesce però a metterla in porta questa volta la Barbera. Altro errore mentre mugugna la tribuna su un'ennesima difficoltà in fase di uscita dal basso. Palla che torna ancora vagante in mezzo al campo quando siamo al 35esimo esatto. Attendiamo eventuali comunicazioni dell'arbitro sull'eventuale recupero, se sarà assegnato o no. Fin qui si continua a giocare quando siamo al 35esimo su 1-0 per il Ciaculli. Rimessa l'altro del Cus Palermo. Due di recupero, dice l'arbitro. Giocherà fino al 37esimo. Cus Palermo 0, Ciaculli 1. Giocherà fino al 37esimo. Un altro minuto e 30 alla fine. Decide ancora la rete di Mangano al quinto minuto del primo tempo di gara. Ma la gara è stravagante, allunga le braccia a Visconti, lascia perseguire il direttore, quindi ora Di Maio che vorrebbe aprirsi. Tommaso Di Maio cerca di andare dentro, c'è un'ottima deviazione in chiusura, in copertura sul cross di Maio, manda fuori Barrale, calcio d'angolo per il Cus Palermo. Di Maio cerca la già di Corradino, non impazza San Martino, prova a farla sua nella confusione, il traffico più totale. San Martino la difende, vorrebbe girarsi Doran San Martino, palla spazzata via più lontano che può dalla difesa, dall'area di rigore del Ciaculli. Ora l'ultimo uomo delle Cus che la tiene, Carlo Spillitteri. Tranchina, gioca in mezzo, palla che scappa però, torna buona per Pollare che è lontana. Visconti scambia corto con San Martino, a sinistra sale Palumbo, se la perde però è un ottimo recupero questo di Federico. Alla palla torna ancora Nera con il Cus in vantaggio negli ultimi secondi di questo primo tempo di gara. La colla va giù, non ci continua a giocare. Fuori tempo l'uscita del difensore del Cus, cerca di allargare a destra sulla corte della Corte, mentre deve sganciarsi pure Pillitteri, vanno in due Pillitteri sulla palla. La gara si entra lontana, cercando di uscire sempre palla al piede senza perderla mai. Palumbo corre, allarga a sinistra Palungo,
posizione regolare, c'era Alotto che lo teneva in gioco e quindi può giocare, può tenerla ancora il Cuspera che sventaglia e cambia tutto solo d'opposto. Tommaso Di Maio contro il Clesi, nuovo odore della partita. Di Maio destro, dentro, allontanato, tolto dal Ciaculli, potrebbe bastare così cosa prende un po' di cane. Infatti arriva la chiamata dell'arbitro, arriva il doppio fischio, il direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-1 in fuori il Ciaculli, decide ancora la rete di Mangano trovata al quinto minuto di partita. Finisce quindi così questa prima versione di gara, ci sentiamo tra qualche minuto appena inizierà il secondo tempo di gioco tra Cus Palermo e Ciaculli, partita valida per la 19ª giornata di Giovanissimi Under 14.
Eccoci qui, pronti per ricominciare, pronti per riprendere. Altri 35 minuti al termine della partita, fin qui 1-0 per i Lecce-Culi, partita che si è sbloccata al quinto minuto di gara per la formazione ospite dopo una rete dalla conclusione, partita dalla distanza di Matteo Mangano, che decide ancora il momentaneo 1-0, che ha visto andare avanti i Lecce-Culi per un gol sopra all'intervallo. Quando entriamo in partita, entriamo tra Cusparem e Ciaculli, con i padri di casa che devono facciarsi in avanti se vorranno riportare il match in parità. Di Maio vuole far correre Visconti, non arriva, c'è un'ottima chiusura ancora, Visconti però se la fa sua su una dimenticanza avversaria, passa bene ma fuori tempo Di Maio, Visconti contro l'avversario, la tolta manda via più lontano che può da parte d'Italia. Torniamo in area di rigore, perdonate, c'è stato un fallo, fa le calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, ce l'avevamo persi un attimo. Era scappato un attimo l'inquadratura. Adesso sta che sarà calcio di punizione in favore del Cus Palermo. Calcio di punizione Cus, ma tra veramente interessante. Lì potrebbero addirittura provare ad andare in porta i giocatori padroni di casa. Chiama la barriera Costanzo. Ne vuole 4 in barriera, mentre batte andrà Federico. Fischia l'arbitro. Federico, destro verso la porta, forte ma alto, senza impensierire Costanzo. Non riesce a disturbare qui Costanzo, sarà rinvio al fondo del portiere per il Lecce-Culi. Incursione forte, potente ma imprecisa. E calcio piazzato per il Cus Palermo. Senza fretta Costanzo. Che torna, la bloccano entrambi con le mani, si continua a giocare ancora, occhio alla ripartenza, cerca di tenerla così il numero 15 Birriolo, l'ultimo tocco è solo per il suo, è rimessa da Lecce per il Lecce-Culi, Lecce-Culi lungolinea, con la tolta di testa da Di Maio, prova a trarre Visconti, non riesce, deve prolungare in qualche modo Pilittere ma non riesce, vuole la restare di ricordo, c'è l'uscita di Barone che la chiama e la va sua, riesce a bloccarla Barone, ora cerca di andare degli attaccanti in questo rinvio lungo, con la difficoltà del girarsi vista la marcatura alle spalle. Mangano per lanciare il compagno sul lato, la corte mette pressione a Palumba, rimessa con le mani che sarà per il Cus Palermo. La colla non arriva, giocata in avanti, deve chiudere, andare in anticipo in qualche modo. Birriolo continua a lottare, il numero 15 del Cus Palermo, duro su ogni contrasto, la tocca lui per ultima, rimessa la Lecce sarà ancora per il Lecce-Culi. Adesso la Lecce-Culi andrà a battere Mangano, giocatore che fin qui la decide. Stretto. Mangano gioca in area, cerca la corte, non lo trova però. L'ultimo tocco è della difesa del Cus, rimessa la che sarà nuovamente per il Lecce-Culi. Nuovamente Mangano incaricato di rimettere in gioco con le mani. Mangano vuole andare lungo, prende la rincorsa per andare in aria. Birriolo continua a contrarre bene gli attaccanti avversari per poi compiere il disimpegno spazzandola via più lontano che si può. La colla anticipata alle spalle però delle giocatore avversario numero 18, riesce a toccarla per ultimo qui Jacopo Mazzoles, la rimessa laterale per il Cus Palermo. La colla dietro ma dagli avversari però, ora D'Amico anticipato, intervento ruvido e irregolare, ha preso una botta al volto così D'Amico, gioco fermo, calcio munizione che sarà per il Ciaculli. Sono per subito una botta al volto Nicola D'Amico. Calcio punizione che sarà per il Ciaculli. Una richiesta tanto l'intervento in campo della panchina del Ciaculli. Invece no, sembra non essere fallo. Dopo una chiamata che apparentemente sembrava una chiamata di fallo, comunque di calcio di punizione per i Ciaculli, la palla ora verrà riconsegnata ai giocatori ospiti, ai giocatori del Ciaculli che la riconsegneranno agli avversari. Vediamo se è così. La tornerà alle spalle.
La Corte la difende, vuole giocare così, poi al piede Cristian la Corte, la strava però San Martino che vuole andare, San Martino apre a destra, cerca la corsa di Corradino da un 5 all'altro, viene chiuso, Corradino continua ad andare in pressione, Di Maio si infila per lui, Di Maio tocca, non basta, si resta lì su quel lato, si scivola sulla palla che resta però ancora contesa lì all'altezza della metà campo, con qualche difficoltà nel Cus nella facciarsi in avanti, ma è anche un po' inusuale, visto la propensione offensiva in avanti ai giocatori di Mister Armani precedenti partite, no? Occhio a Di Maio che vuole andare, Di Maio sale palla al piede Tommaso, Di Maio cerca di puntare, si accentra bene Di Maio, la tiene lì, cambia tutto, cambia lato di gioco trovando la Colla e lo scarico del suo numero 10, Palumbo, la Colla continua a scambiare ancora i due, la Colla destro a sventagliare, cambiare completamente lato di gioco, e Clay si spazza via più che può. Dorian San Martino scivola al momento del tiro, non trova la porta, soltanto una copertura avversaria ancora San Martino, deve riflettere con la palla tra i piedi, allarga sulla destra, Di Maio gioca ancora, la manda via per ultimo Tranchina, l'ultimo tocco è stato del 19 Tranchina, è rimessa la tavola che sarà per il Cus, mentre c'è cambio nelle Ciaculli, forse addirittura un triplo cambio nel Ciaculli, adesso sarà così, venuto pronto a entrare il maio numero 23 Marco Cannella. Vai 20 secondi. Spiegati perché hai 20 secondi. 30. Il primo cambio sarà Cannella in maglia numero 23 4. al posto di Clesi, mentre esce pure, lascia il terreno di gioco anche la Barbera per far entrare in campo in maglia numero, ora c'è un po' di difficoltà nel riconoscere i nomi in questi cambi da lontano senza riconoscere il numero, lascia il campo invece per l'ultimo Girolamo Federico, quindi ricapitolano i cambi, escono Clesi, Federico, il giocatore in maglia numero 9 la Barbera per lasciare spazio in campo. Abbiamo riconosciuto il 23 Marco Cannella, per il resto dovrebbero essere entrati in campo Don't, ma non siamo ancora certi, datevi qualche minuto, tempo di riconoscere i ragazzi in campo, visto sono entrati inizialmente di spalle, abbiamo riconosciuto il numero, quindi datemi qualche minuto di tempo e vi comunicherò i nuovi ingressi. Intanto posso comunicarvi Don't, come dicevamo, Nathan Don't in maglia numero 11 insieme a Cannella, e ne manca uno, vedremo qui nei prossimi minuti. Calcio punizione per il Cus Palermo, dice l'arbitro. Calcio punizione Cus. Sì, allora, i cambi sono stati nel Ciaculli, sono entrati Cannella, Don't e Marino in maglia numero 10, quindi il 23, l'11 e il 10 del Ciaculli. Cross dentro l'area di rigore, non arriva a Visconti, Palumbo da distanza vorrebbe tenerla buona, Paracaressa lì, Corradino centrato in pieno volto, ancora Corradino, qui c'è il palo di mezzo, non riusciamo a vedere, palla che torna nuovamente qui nel nostro campo visivo, bene qui a lottare Palumbo, rallenta il contropiede ma resta ancora nel posto sul Ciaculli che vorrebbe correre con la Corte in seguito, deve tenere la Corte, perde il duello contro Pillitteri che va scendere diretto sul pallone, intervento perfetto di Pillitteri, il tuo tocco però è stato proprio di Carlos Pillitteri, rimessa a ragazza per il Ciaculli. Non ci insegna stanno due. Mamma, quanto stanno? Dai, raga! Vai! Il ragazzino l'ha presa in faccia. Pollara con l'aiuto di Di Maio da lontana, ancora Pollara, un altro duello per lui, il 16 allontana sul lato, prima la toccata per Cannella, passo su Di Maio, occhio messo giù, per l'arbitro non c'è niente, lascia proseguire il gioco, lascia semplicemente proseguire il gioco su un contatto dubbio all'interno della di rigore. Sarà calcio d'angolo per il Ciaculli dopo l'ultima attivazione di Di Maio, ma veramente al limite questo intervento di Tommaso Di Maio, è rischiato, l'arbitro ha preferito lasciare proseguire, ha segnato un calcio d'angolo in favore del Ciaculli. Calcio d'angolo Ciaculli, pronto un destro a rientrare, destro messo dritto verso la porta, Barone con i pugni, resta ancora dentro l'area piccola, allontana il Custo, resta un giocatore a terra e sta giù ancora San Martino. Infatti l'arbitro ferma il gioco perché la condizione di Dorian San Martino viene richiesta ancora interventi in campo della panchina del Custo, vediamo se sarà questo il caso. L'arbitro ancora non fa cenno e ancora a terra San Martino.
Ora entra in campo il dirigente Carlo Visconti del CUS Palermo. Lui, no, quel bambino di... No, no, infatti Gissi, quel bambino è caduto e tu piano e sta vuole andare a casa. Insomma, è stato Per forza sì, perché io ho detto è solo una partita. Ancora a terra San Martino, decimo Perché io ho detto è solo del una secondo tempo. partita. Intanto ancora persiste, il risultato trovato 40 minuti di gioco fa, al quinto minuto del primo tempo, la rete di Mangano che decide momentaneo 1-0 per il Ciaculli. Ora si riprende Dorian San Martino, Gesù riuscirà a proseguire, si rialza all'interno della sala di rigore. Che gli dà? Cosa gli aspetta? ci vuole cambiare, ce l'ho detto. Lo lascia in campo l'arbitro. Tira i panni dei bambini. Cerca di far correre la colla, non arriva, l'ultimo tocco è stato di Dalia, rimessa laterale che sarà per il CUS Palermo. Rimessa laterale CUS, giocata a lungolinea, Di Maio, anzi perdonatemi Visconti, errore mio, Visconti non la tiene. C'è un giocatore a terra, ancora palla caresta buona, c'è il 15, vuole correre. Birriolo, Visconti. Prova a puntare Visconti, vorrebbe andare dentro, impatta male, alla che termina oltre le di fondo. Sarà rinvio dal portiere, invio dal fondo, comodo in favore del Ciaculli, ancora senza fretta di rimettere in gioco dal vice capitano della formazione ospite, da Costanzo, estremo difensore del Ciaculli. Giocata corta dentro l'area di rigore. A cercare ora la Corte, in fase d'uscita, la Corte bene, tutto occhi prolunga, c'è intervento duro di Pillitteri, rimbalza vagante, Pollara anticipata, la prende il 23, la prende Cannella, che vorrebbe andare dal 10, ancora in ogni intervento è scivolata il 2, Pillitteri che sotto a togliere del tutto, Birriolo, manda fuori tempo dalla Corte, recupera pure Palumbo, palla caressa lì, deve allontanarla Federico, lo fa bene, mandola via in rimessa laterale. Rimessa laterale per il Ciaculli. Vai Nati! Donte ancora, riesce a tocco di ritorno, palla dall'11, Donte sterza, la porta sul destro, cerca di scambiare ancora, sono spalla alla porta, devono continuare a girarla per provare a trovare lo spazio per la giocata. Mangano, giocatore che fin qui la decide, Donte ancora, Donte vorrebbe andare dentro, viene chiuso in mezzo al traffico di maglie nere che ricominciano dietro con Palumbo e ora la colla, spalla alla porta, vorrebbe la giocata in avanti, resta ancora vagante, la colla la tiene lui in mezzo a un po' di traffico di maglie rosse, di maglie nere, ricomincia a riaverla tra i piedi il Ciaculli, Cannella con Di Maio alle spalle, Cannella ancora, si gira, si autolancia, Cannella riesce a tenere veloce Cannella mentre c'è un intervento duro deciso sul pallone da parte della difesa del CUS Palermo. Resta ancora in campo, tocca per ultimo Corradino, si tiene stata questa rimessa con le mani Ciaculli, rimessa la tale che sarà per la formazione ospite, ma dopo il cambio ci sarà un'altra doppia sostituzione nel Ciaculli, mentre ancora resta invariato l'11 iniziale di Mister Armanio. Mentre c'è cambio dentro Milella, in maglia numero 13 nel Ciaculli, al posto del suo giocatore, il suo compagno in maglia numero 8 Barrale. Quale sarà l'ultimo cambio di questa slot, in maglia numero 22, pronto a entrare al posto di D'Amico. Eccolo qui, momento all'ingresso in campo di Antonino Pipitò. Fuori D'Amico, dentro Pipitò. Fuori Barrale. Dentro in maglia numero 13 Alessandro Milella. Cannella. Panchina corta oggi per Mister Armanio. Sono 3 giocatori a disposizione. Tiro da fuori, 3 metri largo qui, rinvio dal portiere. Rinvio dal fondo che sarà per il CUS Palermo. La Corte ripulisce San Martino, palla caressa per ancora vagante, Mangano, trova Donte ancora, vuole il tiro da fuori, pallone va in tuffo, palo rete, conclusione imparabile questa di Donte, a pochi minuti dal suo ingresso in campo trova una gran conclusione da fuori, un colpo da biliardo imparabile per Barone, ma ancora per l'ennesima volta su un altro errore in fase di uscita dalle situazioni dal basso, dal rinvio dal fondo.
costruito male, c'è errore ed è 2-0 per il Ciaculli. Dont riesce a trovarla, a farla sua e incrocia Rasotera sul secondo palo, cosa imparabile per Barone. Palo, rete, non poteva arrivarci Barone. 2-0 Ciaculli. Quarto d'ora, primo quarto d'ora del secondo tempo, raddoppia così il Ciaculli su una rete di Dont, mentre c'è cambio, sembra essere cambio in porta nell'Ecus Palermo. Fuori Barone, al suo posto in maglia numero 12 Andrea Princivalli. 2-0 Ciaculli su un altro errore ancora in fase d'uscita dal basso, un po' forzato come il gol che è valso l'1-0. Ora anche il secondo. Dont e Mangano a decidere lo 0-2. La Colla prova a tenerla contro il capitano avversario, alza la gamba la Colla. L'ultimo tocco è stato del capitano del Ciaculli, toccato per l'ultimo Jacopo Mazzola. Sarà rimessa la tale per il Lecco Palermo. Federico cerca di andare avanti, poi la ribattuta mandata via. In due sul pallone, un po' di confusione tra Pollara e Birriolo. Posta 10, cerca di prolungare avanti, Birriolo tocca, si rinnova il duello, ma salta contro il 13. Milella vuole fare correre sul lato di sinistra la progressione di Andrea Marino e Milella ancora alla ricerca la palla buona verso la corte. C'è però l'intervento sicuro di Princivalli che riesce a farla sua su questo traversone proveniente dal lato di sinistra. Federico Palumbo si gira con due uomini alle spalle, trova la giocata corretta dalla Colla che cerca di lasciare scuola, non riesce, lo segue bene Mazzola, gliela strappa ancora. Mazzola qui davanti a noi, Dont apre dalle 22, botta da fuori, svirgola, non impensierendo il portiere avversario. Princivalli vorrebbe tenerla dentro per velocizzare, lo fa. Princivalli con la porta scoperta, gioca a lungolinea dentro, non importa per Princivalli, occhio, cerca di uscire da lì. Il Cus Palermo termina la palla fuori, rimessa laterale che sarà per il Cus a 18 dalla fine. Siamo alla metà di questo secondo tempo di gara, esatta metà, 2-0 per il Ciaculli. Prima Mangano al primo tempo e ora Dont a fare il 2-0. Federica a vuoto, occhio ancora al Ciaculli che si porta in avanti, Tranchina, c'è la 19, si sgancia pure Pelletteri, vorrebbe il tiro Tranchina, dopo il rimbalzo Princivalli va sicuro sulla presa mentre chiama i suoi a salire, l'invita a alzare il baricentro, se la porta fuori Princivalli. Visconti non riesce a ricevere lo spazio di La Colla. Federico lascia scorrere, l'ultimo tocco del Ciaculli, rimessa con la manica, sarà per il Cus. Questa tra l'Ecus Palermo. Palumbo. La che resta ancora vagante, lì in mezzo al campo. Deve lottare San Martino, tocca, riesce a strappare gli avversari, La Colla non riesce oggi a incidere sulla partita come suo solito fare. Altro errore sulla giocata, non è riuscito qui a contenere e a mantenere a tre piedi l'11 del Cus. Guarda col tacco Mario, vorrebbe l'inserimento del compagno, inserimento di Canela, non lo trova, La Colla scarica, un tocco, sponda servita, ora vuole fare correre le cose così, Visconti cerca di insistere, se la porta fuori però, rimessa laterale mentre completa i cambi la panchina del Ciaculli. Altro slot, altri due cambi. Vediamo che entrerà. Fuori La Corte intanto. Fuori Cristian La Corte, maglia numero 7. Il maglia numero 17 Crupi al posto di La Corte. Poi il maglia 79 Gabriele Ciaramitaro e Crupi. Fuori il Ciaculli. A me lo pagavo un motivo. Mi sei tratto strano, non me lo bevi più, io cane ma parlo io. Ma gioco pure io. Crupi e Ciaramitaro in campo nel Ciaculli. Può riprendere il gioco. Prova a uscire il Ciaculli, occhio, sgambetto messo giù, c'è fallo, inevitabile la chiamata qui dell'arbitro per un fallo commesso da Birriolo e da nel giocatore avversario. Calcio munizione mentre entriamo nell'ultimo quarto d'ora di partita.
niente, a posto. Vai Gabri. Punizione corta sul lato di sinistra, opposto ai nostri schermi, continua a giocare Lungolina, per la toccata all'ingresso in campo del 17 del Ciaculli, non la tira lì Kruppi, quella che termina dietro, oltre dopo l'ultimo tocco del giocatore della formazione ospite, ora la fa ritrovare lui, Kruppi, lungo il lato di sinistra, Kruppi si libera bene, perfettamente alla 22, che fa correre ancora in avanti, giro di prima, Marino per la corsa di Kruppi, va in contrasto ancora Pillitteri, deve temporeggiare, Pillitteri contro Kruppi, vorrebbe saltare, col tacco torna dietro. Ancora Ciaculli, prova a contenere il difensore di lì, l'ultimo tocco è stato in maglia rossa e sarà rinvio al fondo, rinvio al portiere per il Cus Palermo. Rinvio al fondo Cus. Vai Andrea, vai! Federico, rinvia lui per Principalli. Visconti contiene la palla, tiene lui, in qualche modo resiste ai colpi avversari, poi va alla ricerca di Dorian San Martino, la perde però San Martino di ritrovare, è scivolata bene San Martino sul pallone, rimessa dalla cassera per il Ciaculli, Ciaramitaro, la palla filtra, meno 80 maglie nere, Pollara. Vuole la colla, arriva prima del capitano avversario, prima di Mazzola, bene San Martino, se la porta in avanti, San Martino vuole fare correre Visconti, ma la buona sulla corsa, Visconti, deve puntare il portiere, Visconti, largo Visconti, il tentativo di incrociare alle spalle di Costanzo, era una buona palla filtrante sulla corsa del 9 del Cus Palermo, non ha trovato la porta qui Visconti, ma resta una buona occasione, una buona salita per il Cus, che non è riuscito a sfruttare, mantiene ancora tutto sul 2-0, mentre c'è cambio del Cus, fuori la colla, sembra essere lui principale candidato a uscire, sì, fuori la colla, successivamente fuori pure Corradino, avvicina pure Di Maio, ma sembra per ritornare in posizione, quindi il primo a uscire è Corradino, il secondo è la colla, dentro il 13 e il 14 del Cus Palermo, dentro Vincenzo Arato e Cristian Montalbano. 3 minuti cambia il Cus, oggi panchina corta, cortissima, solo 3 cambi a disposizione, Principalli, Montalbano e Arato, quindi esauriti i cambi da entrambe le panchine. Sul 2-0 ancora per il Ciaculli quando siamo a 12 minuti e 30 più recupero al termine di questa 19ª giornata, i giovani under 14, San Martino se la prende lui, cambia tutto, Visconti contro la non basta, palla che termina fuori oltre la metà campo, manda fuori, manda via Berriolo, rimessa tra le che sarà per il Ciaculli. Questa tale per gli ospiti davanti alla panchina del Ciaculli, quasi davanti all'area tecnica, quasi dentro l'area tecnica del mister del Ciaculli, trova fuori, intanto Principalli riesce a fare la sua, riesce a bloccare Principalli, la deve lanciare ancora lungo, Principalli, Ciaramitaro, tranquillo arriva, San Martino vuole fare ricorrere ancora Visconti, salta la palla è lunga, è sicura, la presa di Costanzo, occhio, rischiava di scappare, riesce a ritrovare a fare la sua, attara ancora Costanzo, Cannella contro Federico, braccia lungo sul corpo dell'avversario di Federico che va a contrasto sulla palla, è rimessa la tale che sarà per il Ciaculli. Scendi. Alza palla, Gianchino, vai! Ciaramitaro, batterà lui, 79 del Ciaculli. Ciaramitaro lungolinea. Vuole il 10, vuole Marino ancora contro la Birriolo, si gira bene Marino, cerca di fare correre Cannella ma non la trova, ora Tranchina, il Ciaculli la continua a 3 quando ci avviciniamo agli ultimi 10, siamo all'11, a 11 dalla fine. Montalbano mette pressione, Visconti non arriva a prendere, la palla che resta ancora vacante in mezzo al campo da Donte, giocatore che fin qui decide il 2-0, il raddoppio del Ciaculli. Occhio, errore, forse uscita di Dalia. Corre Visconti, vuole puntare Visconti, sterza, sale pure Di Maio, deve servire i compagni, col qui Tommaso Di Maio, si gira, punta la porta, Di Maio vuole il destro, largo sulla rete esterna,
il primo palo della porteria sarà Costanzo. C'erano più giocatori di rigore, non c'è deviazione, sarà semplice arrivare alla porta, invece no, calcio d'angolo, dice l'arbitro. Calcio d'angolo per il Cus Palermo a 10 minuti, quando siamo alla prima ora di gioco, 60° esatto sul cronometro. Cus Palermo 0, Ciaculli 2, 10 più recupero al termine. Sulle reti di Mangano e Don't. Palla dentro, anticipato Visconti. Ora San Martino è disponibile ancora sul lato Di Maio per mettere il cross dentro. Gli va comodo per il recupero del Ciaculli che spazza via col suo numero 11. Cruppi la perde, San Martino deve scaricare dietro, disponibile Arato per riuscire ad andare ancora in avanti, ma finendo per mandarla fuori dopo un tocco avversario. Rimessa da che tornerà per il Cus Palermo. Birriolo. Non arriva Di Maio. Birriolo ancora. Un'altra chance. Sterza bene. Birriolo cerca di andare avanti. Palla che torna dietro. Federico vuole lanciare di rigore. Un po' forzato questo lancio. Trova la chiusura corretta e puntuale di Dalia col Ciaculli che cerca di riaffacciarsi nuovamente in avanti. Cannella anticipato. Palumbo arriva prima. Federico. Vorrebbe Palumbo. Palla che arriva prima Montalbano. Eccolo qui Palumbo che riceve. Palumbo. Montalbano, palla al 14, può allargare a destra, c'era Di Maio che correva sul lato, sulla fascia opposta a noi. Ha cercato di andare sulla corsa verticale di Maio, è riuscito però a trovare, quindi Cannella, palla che arriva al Decimarino, tocca per la di Tranchina, Tranchina più veloce del 2, Tranchina ancora, va in mezzo per il 3-0, invece no. Sulla traversa, sta un po' sulla traversa Ciaculli, la chance che può fare il 3-0, ma questa termina alta, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere, non riesce ad allungare di 3 il Ciaculli, si resta ancora sullo 0-2, a 8 più recupero, sarà da ripetere, rettificare questo rinvio dal portiere, ma c'è ancora un giocatore a terra il Ciaculli. Nonnina in campo! Noemi! Basta! Non riesce a chiuderla del tutto la partita del Ciaculli, resta ancora per lo più aperta. Con solo 2 gol di differenza quando siamo al 62esimo, ma ancora 8 più recupero alla fine. Sembra essere tranquilla a terra. Matti, siediti un po'! Siediti, sieda! Mischino, vedi che che sta pensando. Siediti! Ancora a terra tranquilla, si rialza ora. Si riprende tranquilla, si andrà con il rinvio al portiere. Principali conta giocare corto dentro la sala di rigore, nonostante ci fosse un giocatore delle Ciaculli dentro l'area, già passa ribattuta, porterà a terra Di Maio, fallo commesso Daniel 7 del Cus Palermo, fallo commesso di Tommaso Di Maio, calcio punizione per il Cus, per la formazione padrone di casa. San Martino andrà a lungo, Di Maio mette giù, si gira bene qui Tommaso Di Maio, vuole fare correre sulla dopo a Lumbo, anzi perdonatemi, il 16 giovedì numero 16 Pollara del Cus, Palumbo sul lato di sinistra, un Cus che terminata larga sul banner del Real Pio, poi rinvia dal fondo per il Ciaculli, quando mancano 6 più recupero. Costanzo viene sollecitato verso l'arbitro per la ripresa veloce del gioco e va lungo Costanzo, non tanto lontano da 3/4 però. Dorian San Martino tocca ma non basta, deve tenerla Federico, vorrebbe andare in porto, occhio, potrebbe essere insidioso per Costanzo, non lo dimostra però, che blocca in maniera certa senza lasciare scampo a questa conclusione. Federico è andato forte in porta, sarà sentita così andare verso la porta avversaria, trovando però la risposta sicura di Costanzo. Marino,
passa Marino, viene chiuso però. Ora occhio, sgambettato qui Birriolo, fallo e giallo per Marino. Giallo per Marino, il primo cartellino di questa partita, il primo ammonito, il primo gioco di essere cattivi, il direttore di gara. Ammonito Marino per un fallo commesso ai danni di Birriolo. Quando mancano 5 minuti alla fine. 5 più recupero. Ancora a terra Birriolo. Andrea, ma Todaro. Si rialza Birriolo, c'è giallo, si deve giocare dopo il fischio dell'arbitro, però lascia proseguire, si sarebbe la palla dovrebbe. E tanto occhio Visconti, palla che resta lì, costruito fuori ai pali, messo giù, c'è fallo, calcio di rigore. E calcio di rigore per il Cus Palermo, un fallo commesso dai danni di Visconti. Occhio che la partita potrebbe riaccendersi. Calcio di rigore per il Cus Palermo per un fallo commesso dai danni di Visconti all'interno dell'area di rigore. Indica il dischietto dell'arbitro, assegna quindi il rigore mentre la prende Federico, la sistema sul dischietto e sarà Federico contro Costanzo quando mancano 3:30. Veramente Visconti, che indicare il dischetto. Calcio di rigore. Federico contro Costanzo per riaccendere questa partita nel finale. Federico col destro, indovinato Costanzo ma non basta, segna Federico, prova a riaccendere il finale del Cus Palermo. Federico viene sul terreno sotto di noi mentre i suoi compagni raccolgono il pallone per metterlo all'esatta metà campo per favorire e sollecitare la ripresa il Ciaculli. Cus Palermo 1, Ciaculli 2, mancano 3 minuti più recupero. Ci prova Federico a suonare la carica del Cus. 3 più recupero. Arriva alla rete il nome pure di Federico nel referto dell'arbitro. Insieme a Mangano, arriva pure il nome di Federico. Ma nel Cus Palermo per un calcio di rigore, per un fallo commesso ai danni di Visconti dentro la Federico. Ora sull'onda dell'entusiasmo deve però fare attenzione a non commettere fallo. Commette fallo Federico e calcio di punizione per il Ciaculli, fallo commesso ai danni di Cannella. Calcio di Ciaculli. Arriva al centro questa palla. Taglia a Marino. Mari, sette il K, Mari. Andrà a battere Tranchina. Pronto a cercare l'area di rigore. Tranchina, mancino delicato, troppo delicato, forza buona solo per San Martino che vuole fare ripartire i suoi. Visconti lascia rimbalzare, si arrampica un mostro di lui, resta ancora lì, occhio, uscita un po' scomposta, Di Maio tocca per la corsa di Visconti che deve andare sul lato. Visconti, rincorso dal 22. Visconti ancora, prova a metterla con il destro dentro, una finta, lo manda fuori tempo, Visconti va quasi a rimorchio, non c'è nessuno al Cus, soltanto la ripartenza di Tranchina, il contropiede sventato, va fuori misura Tranchina per la corsa di Cannella, rimessa la tale, Federico vuole velocizzare, stiamo per entrare nell'ultimo regolamentare, Montalbano, Arato, San Martino, si gira ma non trova i compagni, Pollara. Per il 2, Dalia manda sul lato, deve andare a prendere Di Maio, anticipato l'alternativo, a tenerla ancora in campo, non riesce, l'ultimo tocco è stato del giocatore Alessandro Milella del Ciaculli, rimessa la tale che sarà per il Cus Palermo che ora ci crede in questo finale, tentativo di riacciuffare la parità. Visconti contro Dalia, la difende Dalia, palla che resta ancora ai piedi del 2, anzi sotto controllo del 2, Dalia accompagna fuori, sarà rinvio dal fondo. Visto l'ultima deviazione in maglia nera, rinvio al portiere per il Ciaculli, Costanzo senza fretta. Lancio lungo,
San Martino tocca, può salire Arato, ancora, Arato vorrebbe tenerla, difficoltà nelle mantenere ancora, la tocchio che passa, potrebbe far partire il destro su Don't, tra le proteste di Arato non c'è niente, si continua a giocare, la palla è uscita, rinvia al fondo, rinvia al portiere che sarà per il Ciaculli, rinvia al fondo Ciaculli, che succede? Confusione totale, chiamavano forse un fallo con il braccio, un tiro di rigore che non c'è. Rinvia al portiere quando siamo al 70esimo, manca la comunicazione e recupero. Quattro di recupero, dice l'arbitro. Si giocherà fino al 74esimo, 2-1 ancora, partita che resta del tutto in bilico. Federico qui rischia di strafare, riconsegna agli avversari, questi sono secondi preziosi che scorrono sul cronometro del direttore di gara. Oro colato per il Ciaculli. Ancora non si gioca. Non si gioca ancora. Butta questa palla, buttala! Forte! È lungo il lancio. Primo di recupero che fa, ne mancano 3. Arato non trova i compagni, palla spazzata via più lontano che può. Federico deve resistere. Federico contro Cannella. Fa correre così il suo numero 10 Marino. Supera Pelletteri, palla che resta di rigore, tocca per ultimo Arato, sarà rimessa con le mani in favore del Cus Palermo invece, è stata per il Cus che batte veloce, Palumbo gioca corto, non la lascia Federico, e batterà Federico. Don't. Marino, Don't ancora, scambia le due, cerca di allargare per l'inserimento sul lato di sinistra, palla che resta ancora rossa, vagante, metà del recupero andato, mancano altri 2 minuti. Tranchina contro Palumbo, ha toccata per l'ultimo Tranchina, rimessa laterale per il Cus, rimessa laterale Cus Palermo, vuole velocizzare Palumbo. Federico batterà, lui, devo sovrastare le voci qui della tribuna per farmi sentire. Fuori tempo c'era Mitaro. Federico tocca, deve evitare che arriva gli avversari Pilittari. L'ultimo tocco sembra essere ancora il Ciaculli, e così rimessa laterale Cus Palermo. Federico non trova nessuno, ma troppo forte, troppo frenetico Federico. Palla al 22, arriva Di Maio a disturbare, si ricomincia da Pollara. Arato, un altro lancio, San Martino non si intende con Montalbano, ripartenza, ne ha approfittato un litigante 18enne, capitano Mazzola del Ciaculli, Jacopo Mazzola per mezzo, buona palla, arriva a destinazione, tocca ma non basta, la porta fuori, con Principalli che chiude lo specchio della porta, ha chiuso Principalli, rinvio dal fondo, no, calcio d'angolo, scappa la palla tra le mani di Principalli, che voleva forse una carica al portiere, non fa un attacco che non c'è, sarà semplice calcio d'angolo quando mancano 30 secondi al termine. 30 secondi, 2-1 ancora, c'è Ciaculli a difendere la bandiera, ragazzi, maglia ospite, in maglia rossa. Prova a passare, ancora insistono, va giù Pollara, Birriolo a chiudere, San Martino vuole suonare l'ultima carica, ancora ripartenza, falciato sul contropiede, giallo, ed è il giallo per il 17, giallo per Crupi, resa a terra San Martino, ancora potrebbe essere l'ultima occasione forse di questa partita, ancora a terra Dorian San Martino, dolorante a terra, e giallo per Crupi. Il secondo giro della partita, Crupi e Marino. E a terra San Martino si è fatto male. Ancora dolorante San Martino al braccio.
Ancora 3 da San Martino, non ce la fa proseguire al momento. Aspetta, che se apri un razzolone, ci sta 75esimo, c'è tanta confusione qui nel finale, sarebbe meglio finire il prima possibile. Gio che è l'ultima occasione forse, vedremo come si svilupperà questi ultimi secondi di partita, palla che termina oltre sul lato, invece no, la tiene in campo, non per molto, può bastare così, fischia 3 volte il Ciaculli con un po' di sofferenza nel finale, sarà 2-1 per il Ciaculli, vince questa partita e decide la rete nel finale di Donte. Le reti di Donte mancano, decidono contro quella di Federico da calcio di rigore. Cus Palermo 1, Ciaculli 2. Vi ringrazio per la compagnia, per la visita, per la sera passata insieme. Un saluto alla prossima da Filippo Alongi. State sintonizzati sui nostri schermi, mentre resta ancora a terra San Martino. Strano, inusuale ciò che abbiamo visto negli ultimi minuti. E termina così. Vi ringrazio per la compagnia, per la visita, per la sera passata insieme. Un saluto alla prossima ancora. Filippo Alongi, grazie.